È bene ricordarlo, li stiamo pagando con le nostre tasche, perché solo con la controriforma delle pensioni ha portato via 20 miliardi dalle tasche dei lavoratori, dei cittadini e dei pensionati. Questo governo, come il suo predecessore Berlusconi, che è stato dimissionato semplicemente perché si faceva troppo distrarre dal bunga bunga e non poteva quindi condurre fino in fondo il programma di distruzione sociale che oggi sta conducendo il governo Monti. Questo governo ha una linea chiarissima che è dettata peraltro a tutti i governi dalla lettera che la BCE nell'agosto dell'anno scorso spedì a tutti i governi europei. Questa lettera dice una cosa molto semplice: distruggere lo Stato sociale in Europa, distruggere i diritti collettivi del lavoro, creare una società di mercato a basso costo nella quale il profitto possa ritroverare tutte le sue ragioni di crescita. E allora a questo dobbiamo dire no, e se mi è concesso dobbiamo dire di no anche qualche volta, senza per questo passare per eversori al Presidente della Repubblica. Dobbiamo dirgli di no quando dice che viviamo al di sopra delle nostre possibilità. No, il 10% della popolazione vive al di sopra delle possibilità di tutti e il suo governo Monti è un governo che difende quel 10%. Compagni, si è rimesso in moto un meccanismo di lotta, però è vero, il Parlamento sta discutendo della più grave controriforma, l'abolizione dell'articolo 18. Non raccontiamoci storie, l'articolo 18 viene smantellato, viene messo in discussione nel profondo e questo non è accettabile. È la rottura totale dei diritti costituzionali per tutto il mondo del lavoro. E anche qui voglio dire una cosa chiara: chi vota la controriforma dell'articolo 18, glielo dobbiamo dire adesso, non potrà mai, mai più avere il nostro sostegno, mai più, mai più. E auguro al Partito Democratico, se voterà questa controriforma, di fare la fine del PASOK greco. Chiudo, troppo lungo. Chiudo, compagni, perché c'è anche un problema. Lo dico da militante del movimento sindacale. Abbiamo sentito qui citare tutte le lotte che ci sono in Europa. Beh, purtroppo mancano a quell'appello il ruolo e la funzione di CGIL e CISL. Questo non va bene, dobbiamo batterci perché cambi profondamente la linea del sindacato e perché il sindacato non sia anch'esso legato più alla catena di Sant'Antonio che porta alla fine al governo Monti. Non basta! E se permettete, non mi convince l'idea che il 2 giugno si debba andare in processione all'altare della patria. Ci vuole lo sciopero generale per il paese e su questo dobbiamo lavorare. Vi saluto, compagni e compagni, e vi do un appuntamento che diamo come no debito. Il 31 maggio un paese europeo vota sul Fiscal Compact, è l'Irlanda. L'Irlanda fa un referendum sul Fiscal Compact. In Italia
complice anche, ed è giusto ricordare, Liberazione il manifesto, la censura che c'è oggi anche su questa manifestazione, come c'è stata su quella del 31 marzo.